questo progetto è stato ideato da Wayne Young dell'azienda Bastianic, che aveva seguito un progetto che avevo organizzato io a marzo dell'anno scorso nell'Astigiano per l'anteprima della Barbera. E devo dire, Wayne, è tutto grazie a Wayne che siamo qui, ma devo dire che l'organizzazione dei ragazzi del consorzio è fantastica. Cioè, anche nei giorni in cui siamo venuti a degustare in consorzio, che si degustavano anche 40, 50 etichette al giorno, per ogni etichetta avevano la scheda tecnica a portata di mano, avevano delle informazioni tecniche, delle spiegazioni tecniche, cioè, a livello organizzativo meglio di così non poteva andare. Poi abbiamo trovato bel tempo e anche in questo siamo stati molto fortunati. Credo che i ragazzi si siano trovati molto bene, alcuni non erano, la nostra collega Samantha non è la prima volta in Italia, quindi direi che l'accoglienza friulana per lei è stata eccellente. La settimana è stata stupenda, benissima organizzazione del consorzio, delle aziende che l'abbiamo visitato, i vini che l'abbiamo assaggiato. Secondo me questo è stato un modo molto efficiente per comunicare con soprattutto il pubblico americano, perché questi blogger sono americani. Cosa sta succedendo, cosa c'è qui in Friuli per vino. Oggi facciamo un po' di cibo, ma la cultura in generale. Stiamo vivendo un momento molto particolare sia del vino che dell'internet, perché è un momento in cui ehm, la scrittura, diciamo, la scrittura enologica, la scrittura del vino è diventata più democratica di quanto non fosse prima. Il blog è un modo di comunicazione, più o meno, è il modo che io posso comunicare dal pubblico cosa sta facendo l'azienda, come sono i vini, come questa vendemmia, e possiamo andare avanti con quello. È anche un'opportunità per il pubblico per fare delle domande, per chiederci dove possiamo trovare i vini. Com'era, io ho comprato una bottiglia di 2005, è ancora buono. In America il fenomeno blog c'è ormai da quasi 10 anni, e quindi ormai tutti sono un po' food blogger, cioè anche chi sul Facebook scrive un appunto di degustazione che oggi ho mangiato la pizza dal pizzaiolo napoletano all'angolo a New York, anche lui diventa food blogger, quindi siamo diventati tutti, poi con Twitter che è una specie di microblog, siamo tutti un po' food e wine blogger, no? Fare un blog è una cosa facile da cominciare. E la cosa importante di essere è essere vero, essere sincero e scrivere nella sua propria voce. No? E questo è il modo di attrarre le gente, perché se fai un blog, fai un sito che è solo un pubblicità, non coinvolge le gente. Però se loro possono conoscere un personaggio, una persona vera, in questo modo si fa veramente il contatto, e questo fa la differenza. Un blog, soprattutto per un'azienda vitivinicola, per un winery, e il contatto è diretto con i consumatori. Ovviamente il mondo è molto più piccolo adesso, che uno, se vuole, può seguire un'azienda direttamente, a un contatto diretto con un'azienda tramite un blog. Io ho incontrato recentemente anche dei giovani viticoltori che invece su retroetichetta della bottiglia, invece di mettere, non lo so, fatto con seguente uve, questo è il nostro indirizzo, dicono: ok, questo è il mio indirizzo di Twitter, se hai una domanda fammi un tweet e si può rispondere, ma subito, è una cosa molto molto immediata. Se posso fare un consiglio a chi fa il vino in Italia, è arrivato il momento di mettere sul blog. Anche perché la gente diciamo così, è assettata di informazioni sui vini, sulle vendemmie,
sull'andamento climatico, vogliono appunti di degustazione e non solo, cioè, è vero che ormai il mercato principale per il vino europeo è il mondo, è l'America, è il mondo anglofono, ma anche chi scrive in italiano troverà dei lettori americani. Quindi mettete sui blog, ragazzi.